credo che il piano del verde, come l'abbiamo visto, io anche l'ho letto nel dettaglio, sia uno strumento che veramente segnerà il futuro del territorio di Lignano, segnerà un punto di svolta nella storia di questo territorio, perché come avete visto è un piano che non è il solito piano del verde che siamo soliti usare, ma dà veramente degli indirizzi assolutamente, sia di visione, di strategie, alle varie scale. Io da urbanista non credo molto ai piani settoriali, cioè il fatto di produrre dei piani di settore che magari non si guardano tra loro e partono in modo diversi, però credo all'importanza di mettere in campo degli sguardi multidisciplinari e in questo caso credo che a Lignano questo stia succedendo. E, in questo senso il progetto di paesaggio, volendo rileggere dal punto di vista di un urbanista questo piano del verde, proprio mette in campo quali possono essere le relazioni o devono essere le relazioni tra queste due discipline, la disciplina del progetto di paesaggio e la disciplina dell'urbanistica. Due discipline che hanno cominciato a riparlarsi di nuovo a partire dagli anni 90, più o meno, quando proprio i progettisti di paesaggio hanno cominciato a incidere anche all'interno dei piani urbanistici attraverso un terreno di ricerca innovativo che ha cambiato il modo di fare i piani e che deve cambiare, un modo di cambiare i piani che sta ancora trasformandosi. In particolare ci sono alcuni temi che attraverso il paesaggio l'urbanistica ha cominciato a affrontare in modo diverso e quindi a modificare sia la forma che i contenuti dei propri strumenti. Il primo tema è proprio il ruolo degli spazi aperti per un progetto di territorio. Abbiamo visto ragionare, mettere al centro del piano del verde, ma anche di un piano urbanistico, di un master plan, il ruolo degli spazi aperti e delle diverse pratiche che interessano, che sono connessi a questi spazi aperti, è il tema centrale oggi anche della pianificazione urbanistica. Non stiamo parlando solo dei parchi urbani, che sono diventati ormai dei veri e propri nuovi luoghi centrali, quindi hanno assunto un ruolo differente da quello che avevano anni fa anche nella pianificazione, ma anche del modi di fruizione dei grandi spazi aperti. Quindi come è un ragionamento sugli spazi aperti, sui modi di fruizione, quindi che si allarga la scala del paesaggio, ci sono le nuove modalità anche di fruizione dal punto di vista turistico e questo cambia e sta cambiando anche il modo di elaborazione dei piani. Poi c'è il tema dei cambiamenti climatici delle isole di calore che di nuovo cambia, porta a modificare le norme, porta a modificare il progetto anche dei piani regolatori, in particolare non solo dal punto di vista della rinaturalizzazione e dell'aumento della dotazione del verde, che qui è consistente, ma come abbiamo visto forse non è sufficiente ancora per affrontare questo tema, ma anche per quanto riguarda la quinta facciata, insomma il patrimonio edificato e tutto quello che si può fare sulla riqualificazione dei tetti e delle coperture anche dal punto di vista dei suggerimenti che vengono dal piano del verde, quindi tetti, giardino e quant'altro. Poi c'è l'aspetto biodiversità, su questo tema anche il Comune di Lignano sta lavorando alla conformazione del piano paesaggistico col dottor Ramo e quindi c'è un ulteriore ragionamento sulle reti ecologiche, che lavorare sul tema della biodiversità dal punto di vista urbanistico vuol dire una cosa importantissima, vuol dire uscire dall'idea di lavorare per zone per invece lavorare piuttosto sulle reti e sulle connessioni. E quindi capite che questo modifica in modo assoluto insomma, i master plan, i progetti che stiamo facendo. Infine c'è un ultimo tema che è proprio più prettamente relativo al disegno del piano ed è il ruolo del sistema del verde, del disegno degli spazi aperti nel dare struttura alla città. Quindi da un lato il verde come infrastruttura, quindi infrastruttura legata ai servizi ecosistemici, ma dall'altro il verde anche come struttura
che consente di ridare forma ai territori, soprattutto ai territori della città diffusa, ma anche ai territori della città recente. Ecco, c'è infine un ultimo aspetto che io ho ritrovato anche nel piano del verde e che volevo segnalarvi, è quello che i progetti di paesaggio lavorano negli interstizi, cioè hanno portato anche gli urbanisti a lavorare all'interno dei tessuti urbani, cercando proprio gli spazi dove lavorare, cercando dove inserirsi, ricercando i luoghi abbandonati. E qui, come vedete, si lavora molto all'interno della città con vari tipi di soluzioni. Ecco, questi 5 aspetti sono dei punti di incontro molto importanti. Noi che stiamo facendo il master plan teniamo sul tavolo di lavoro la tavola delle strategie del piano del verde per lavorarci sopra. Sul nostro tavolo ci sono anche gli altri strumenti, il piano del traffico, che anche questo è un piano assolutamente importantissimo, ma anche il PAESC, di cui si parlava stamattina, che ha redatto il APFVG. Ecco, questi 3 strumenti generali sono quelli che si cerca di mettere a sistema, perché l'obiettivo principale del master è proprio quello di mettere a sistema questi diversi strumenti per creare una visione o delle visioni per il futuro. Ecco, dopodiché c'è un altro tema importante che sempre dal piano del verde, il tema della sostenibilità e il tema questo piano del verde spingono proprio verso un cambio di direzione e di sensibilità. Quindi, come una delle operazioni del masterplan è quella di ovviamente confrontarsi con una storia urbanistica di questa città che è assolutamente unica. Lignano è una città, come sappiamo, di fondazione, ma noi diciamo che è una città di fondazione che costantemente è stata rifondata nel tempo, per cui è stata rifondata attraverso differenti idee di città che si sono depositate su questo territorio. Nessuna di queste idee di città è arrivata a realizzarsi completamente, sono tutte in parti incomplete, in parti interrotte, ma non c'è solo D'Olivo, non c'è solo Piccinato, ma ci sono anche i piani di Emilio Mattioni, i piani dei Due Valle, di Provino Valle, di Gino Valle, i piani di Sopra, insomma, ci sono tutta una serie di piani e strumenti che si sono depositati sul territorio lasciando delle idee di città su cui comunque è importante ragionare. È anche interessante vedere come in queste diverse idee di città il tema del verde sia stato interpretato e ha portato appunto, come vedevamo, alle fasce verdi di Riviera oppure altri tipi di sistemi del verde. C'è anche, tra le 11 idee di città, c'è anche l'idea della città sostenibile, che non è un'idea recente, perché già dalla fine degli anni 90 che a Lignano scusate, si parla di città sostenibile, in un modo diverso però. Quest'idea si è concretizzata soprattutto nei sistemi di tutela delle pinete, però è un'idea che attende ancora di essere sviluppata invece in modo diverso e con una prospettiva appunto più progettuale, più propositiva, legata anche a tutti gli altri aspetti di sviluppo del territorio. Ecco, mi piace molto questo modo in cui è descritto il verde e la pineta, per esempio dal progettista che nell'88 ha riqualificato la pineta da parte della provincia Zangrando, che dice una pineta del tutto artificiale ma non artificiosa, perché Lignano è una città di fondazione non solo per quanto riguarda le parti di città, ma è una città di fondazione anche per quanto riguarda il verde, che è un verde costruito, artificiale. Questo è doppiamente interessante perché anche qui dà delle possibilità di intervenire non in senso conservativo, ma in senso progettuale, come ci suggerisce questo piano. Ultimo aspetto, non parlerò di queste 11 idee di città che abbiamo ritrovato, anche se mi piacciono molto, ma dalle letture dei piani del passato, per esempio, emergono 2 temi interessanti. Per esempio, mentre nel piano di D'Olivo, dal punto di vista del verde, si parla sempre, non c'è un'idea di verde pubblico, la parte del verde pubblico non è sviluppata, era concentrata verso il mare, ma non è stata realizzata e non è stata neanche dettagliata
con precisione. E quindi l'idea del verde nella spirale di D'Olivo è soprattutto legata a un tema di paesaggio, di visibilità, è un verde privato, ad uso esclusivo, che si guarda, non è un verde pubblico. Mentre nel piano di Piccinato già la presenza di queste fasce verdi era un modo per strutturare il territorio proprio a partire dal verde pubblico e da questi assi di connessione. Quindi è proprio in questa differenza tra pubblico e privato, tra differenti modalità di fruizione, che sta una delle chiavi anche per decidere il carattere della città del futuro. Per chiudere, noi stiamo lavorando su 3 sfide, 2 scenari e 4 temi. Le 3 sfide sono appunto i cambiamenti climatici, che ovviamente non possiamo fare a meno di affrontare, è la prima questione, e stiamo anche cercando di immaginarci che cosa succederebbe se Lignano un giorno diventasse un'isola, no? Al di là delle opere di difesa, però l'innalzamento del livello del mare e la questione delle acque forse ci porta anche a considerare dei futuri diversi per la parte retrostante di Lignano. Stiamo lavorando sul tema della competizione globale, quindi il tema di questa città inserita all'interno di una competizione tra città costiere e tra città turistiche, che quindi mette in campo alcuni temi, e stiamo lavorando sulla qualità e la quantità anche dell'abitare, quindi questo tema dei residenti, dove si trovano i servizi annuali, stagionali, cioè tutto un grande tema che porta a immaginare una città che non sia solo da visitare ma anche da vivere. I 4 temi, forse ve li posso solo enunciare. Gli scenari lavorano su 2 questioni, appunto, le reti e i nodi, quindi individuando delle reti anche che mettono in collegamento tutta quella moltitudine di progetti che si sta facendo sul territorio e che mettendola insieme ci permette di costruire degli sistemi di vettore anche a scala urbana che mettono in fila questi diversi progetti tutti di grandissima qualità e anche permettono di individuare dei nodi strategici sui quali fare degli interventi anche di riqualificazione e di innovazione. L'altro scenario è quello dei nuovi fronti. Si diceva prima ci sono i 3 fronti, tagliamento, laguna e mare, quindi cercare di capire questi luoghi sensibili di interfaccia tra la città e l'acqua, come possono cambiare, come possono essere ridisegnati, tenendo conto delle trasformazioni, dei cambiamenti climatici, ma anche dei possibili nuovi luoghi urbani. I 4 temi iniziali sono appunto la città sull'acqua, quindi nell'acqua, tenendo conto dell'innalzamento del livello del mare, ma anche sopra l'acqua. Stiamo lavorando anche noi, il tema del canale Lovato è un tema assolutamente centrale, anche se fa parte di questo sistema sia di fronti, ma anche di sistema di luoghi centrali che tiene insieme diversi poli. Una città tra cielo e mare, e quindi il tema del turismo vissuto a grande scala, quindi nuovi modi di fruire il territorio, ma anche il tema appunto della quinta facciata degli edifici, di come trattare la quinta facciata degli edifici, dato che abbiamo fatto anche un'analisi della reputazione di Lignano sul web, quindi questo tema anche dei panorami, della ricerca di luoghi che in qualche modo diano delle suggestioni, ci porta a ragionare sul tema del rapporto tra cielo e mare. Una città verde della salute, e quindi raccogliendo gli input del piano del verde, è una città da abitare, quindi un ragionamento su come rafforzare e ridare qualità anche a chi vive Lignano tutto l'anno. Io ho finito. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente per l'invito l'organizzazione e l'amministrazione comunale di Lignano e ringrazio anche l'amministrazione di Lignano per averci ridonato il parco Unicef, che non è ancora stato detto, ma insomma questo è un angolo
è un angolo di Lignano che ha anche una storia importante, che se non conoscete vi invito a leggere, insomma a studiare, e quindi siamo contenti di essere qua oggi in particolar modo. E sono contento di essere qua come volontario, credo di essere il primo non professionista in mezzo a tantissimi illustri professionisti, e forse sono qui perché io sono innamorato veramente di questo paese, che non è il mio paese d'origine, tendo a dire, insomma io ci sono arrivato qui da adulto, ma mi sono innamorato subito, mi sono innamorato sia delle persone ovviamente, del paese, ma mi sono innamorato di questo ambiente che c'è a Lignano. E qui devo fare un passo indietro, perché oggi ieri sono andato a guardarmi un po' di articoli di giornale e comunicati, perché sono un raccoglitore seriale di queste cose. E ante 2017, per esempio, quando si parlava di Riviera Nord, un'area che tutti conosciamo qua vicina, si parlava di area degradata. Allora qual è stata? Lì siamo andati un po' in tilt come associazione, perché conoscevamo quello che c'era dentro. Cosa abbiamo cercato di fare come associazione dal 2017? Non prima. Prima abbiamo studiato, abbiamo raccolto una moltitudine di informazioni. Ma dal 2017 abbiamo incominciato a divulgare quello che vedevamo, quello che c'era. Qui purtroppo a Lignano, ma non solo a Lignano, anche a Bibbione, c'è una carenza di studi di ricerche scientifiche riguardo all'ambiente che abbiamo, le peculiarità, le specie, queste cose qui. Ebbene vengano questi piani, queste ricerche che sono state presentate anche oggi, perché vanno a colmare una lacuna. Qui sono stati fatti studi architettonici negli anni, a Lignano in particolare, veramente fantastici, ma non c'è mai stato uno studio floristico o anche di una specie abbastanza completo, ma anche degli habitat, non è che c'è stato tantissimo. Sì, hanno fatto gli studi per istituire il SIC, ma non molto di più, insomma. Quindi cosa abbiamo fatto? Dal 2017 abbiamo incominciato a divulgare quello che vedevamo, e abbiamo visto che man mano che divulgavamo incominciava a cambiare la percezione di quello che abbiamo come tesoro che non conoscevamo di avere. Infatti la prima mostra che abbiamo fatto fotografica era la scoperta dei tesori nascosti di Lignano Sabbiadoro, e li ha veramente. Stamattina diceva l'assessore Donà che se vediamo Lignano dall'alto è una distesa verde. Però provate a fare un passo indietro. Io da bibbionese all'epoca, che venivo da ragazzino qua a Lignano, venivo per i negozi, per la discoteca, per i bar, per la movida, insomma Lignano era conosciuto tuttora conosciuto per questo, e 3/4 di quelli che vengono per la Lignano da vivere turisticamente. Però se la guardiamo dall'alto è verde, completamente verde. Quindi Lignano ha queste due facce, solo che una è famosa, nota, e la conosciamo tutti, l'altra ha incominciato a essere un po' più famosa in quest'ultimo periodo. E questo piano del verde, gli ricama un bellissimo vestito, perché è questo piano del verde, è un bellissimo lavoro, soprattutto nella parte di verde urbano molto completa. Ovviamente non si poteva fare uno studio dettagliatissimo sulla parte non urbana, perché ci sarebbero voluti anni ovviamente, ma sulla parte urbana è veramente dettagliato, e quindi siamo veramente contenti che il Comune abbia deciso di fare questo piano. Dico una cosa in più, quando diciamo che c'è veramente valore ambientale in termini di biodiversità a Lignano, è stato detto anche poco fa, insomma, che a Lignano gran parte del verde è stato piantato, è vero, ma sotto c'è un sistema di dune con degli ambienti che sono ritenuti, la cui conservazione è ritenuta prioritaria dalla Comunità Europea. Quindi insomma abbiamo gli habitat, abbiamo anche le specie. Citava sempre stamattina l'assessore Donà la stipa veneta che emoziona. Ma non è che abbiamo solo la stipa, abbiamo il nucleo di stipa veneta più grande al mondo a Lignano, perché la stipa veneta è un endemismo dell'Alto Adriatico e noi abbiamo la popolazione più grande di stipa veneta al mondo, eppure Lignano è quello della movida. A Lignano abbiamo censito noi 30 tra orchidee e sottospecie di orchidee, che sono più di quelle di Osopo, che è la città delle orchidee, pochi lo sanno, ma questo è. Quindi in termini di biodiversità Lignano ha veramente tantissimo da far conoscere, perché ce l'ha, deve solo farlo conoscere. E a noi come associazione ha fatto piacere soprattutto vedere che in questo piano alcuni concetti per noi vitali, che per noi erano motivo proprio per il quale ci siamo messi insieme come associazione, come la spiaggia del Frattino, come Riviera Nord, come la zona del Pantanel, che sono aree a cui noi teniamo moltissimo, come il concetto di oasi di biodiversità, che è un concetto che portiamo avanti da tanti anni.
siano diventati parte integrante di questo piano, per cui i volontari, in questo caso portatori di interesse, hanno dato degli input, i ricercatori li hanno presi dentro in questo grande studio, in questa grande ricerca che hanno fatto, e l'amministrazione li ha condivise. Questa è una cosa bellissima, non è che capita tutti i giorni, e non capita soprattutto nelle materie ambientali, questo ve lo garantisco, perché facciamo anche lavoro in altri comuni, non capita spesso. Io direi che ho occupato 5 minuti e se volete possiamo anche finire qua. Lancio solo un invito, che parlavo proprio prima con l'architetto. Noi abbiamo altri 2 sogni nel cassetto come associazione che non abbiamo ancora realizzato. Gli altri, devo dire la verità, li abbiamo realizzati tutti, e come associazione che si occupa di ambiente credo che siamo gli unici. Uno è quello di istituire una riserva naturale in Foce del Tagliamento, quindi vuol dire Riviera Nord, attaccata alle aree verdi che ci sono a Bibbione. A Bibbione abbiamo cominciato con un lavoro importante, ma non ne parliamo oggi. Dobbiamo attaccarle, dobbiamo renderle fruibili, perché solo se uno le riesce a vivere, nella maniera consapevole ovviamente, capisce cosa c'è lì. Perché io che ci vado tutti i giorni lo capisco, uno che non ci va mai e che non gli viene spiegato nella maniera corretta fa un po' fatica, perché sono ambienti che visivamente sono difficili da capire, quindi vanno spiegati, vanno fatti bene. Quindi abbiamo ancora questo sogno nel cassetto, speriamo di realizzarlo. E dopo abbiamo un altro sogno. Oggi presentiamo questo piano del verde, presentate questo piano del verde al pubblico, la Tisana ne è già dotata, mi auguro che San Michele Bibbione lo faccia a breve, insomma, perché Bibbione che non ha un piano del verde mi sembra un po' assurdo, ma insomma mi auguro che lo faccia. Perché non fare un documento, un piano, una strategia, un master plan che li prenda dentro tutti e 3? Siccome siamo comuni confinanti, ma siamo soprattutto aree ecologiche con habitat attigui, speculari, perché non facciamo un documento che dia un indirizzo generale su 3 comuni, che crei corridoi ecologici su più comuni, su 3 comuni? Lavoriamo a un documento veramente innovativo, mettiamo in connessione tutte le aree verdi con una visione unitaria per tutta questa parte della regione Friuli e anche del Veneto. Questo sarebbe veramente, secondo me, un grande obiettivo e possiamo raggiungerlo. Grazie. Grazie mille. Buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera. Rispetto alle persone sedute qui io porterò un punto di vista leggermente diverso, che è quello del turismo, ma anche del turista. Rispondo anche alla domanda che era stata fatta prima a Giosuè, che mi ha chiesto di rispondere al posto suo, giustamente, grazie per l'onere. Hai socio anche lui dell'associazione? Sì, tra l'altro sono socio anch'io dell'associazione, quindi siamo partners in crime. La risposta è molto semplice, vi risponderò con un esempio pratico che mi è capitato la settimana scorsa, proprio accompagnando i turisti, che è una delle, diciamo, la parte che preferisco del mio lavoro, perché mi occupo appunto di progettazione turistica, ma anche come guida accompagno in ambiente esterno le persone in bicicletta, a piedi o anche in canoa. La settimana scorsa avevo una persona che ha scelto quest'anno per la prima volta di venire a Lignano, facendo una scelta diversa rispetto alla spiaggia dove andava prima, che non nomineremo, Jesolo, e ha notato subito un'importantissima differenza. Mi ha detto: caspita, quanto verde che avete qui a Lignano. Perché? Perché l'anno scorso, ad esempio, si era anche un po' stufata del tragitto che doveva fare quotidianamente per andare in spiaggia, perché arrivava già esausta all'ombrellone. Questo perché non c'era una copertura sufficiente, anzi era completamente assente, e non aveva proprio un'ombra, quindi faceva tutto il tragitto dall'appartamento che aveva in affitto fino alla spiaggia completamente sotto il sole. Io mi sono immaginato questa signora che non si metteva neanche la crema solare, ma direttamente il rosmarino, e arrivava completamente cotta poi in spiaggia. Però questo è un esempio di come Lignano nel corso del tempo si è riuscita sempre a cambiarsi e ad adattarsi, facendo a volte anche delle scelte un po' folli, se vogliamo, ma sempre in un certo senso vincenti. Parliamo da quando è iniziato il turismo negli anni 30, proprio il piano di Picinato, per chi non lo sapesse l'abbiamo nominato tantissime volte. Il piano di Picinato è dove ci troviamo adesso, tutto quel reticolo di sentieri che corrono tra le case di Lignano Riviera, che permettono di raggiungere un punto a caso di tutta la località senza dover muovere la macchina, e rimaniamo
rimanendo sempre sotto l'ombra dei pini. È una cosa, una sensazione che magari a noi lignanesi non dà quel certo che, ma per un turista, e io ne accompagno veramente tanti, ne accompagno circa 4.000 all'anno, quindi quasi come un paese di media dimensione, fa davvero specie, rimangono sbalorditi dell'idea che è stata avuta più di 50 anni fa, di un turismo completamente diverso e tranquillo. Successivamente Lignano ha fatto altre scelte un po' particolari, si è inventata, ad esempio avevamo il primo parco acquatico, quindi si è inaugurata la stagione ad esempio dei parchi, questo era uno di questi, ma mano a mano stanno un po' anche scemando, e negli anni 2000 abbiamo fatto, nei primi anni 2000, un'altra scelta che era quella dei grandi eventi, che ci ha permesso di uscire da una fase di stagnazione turistica in cui c'eravamo detta proprio terra a terra, impantanati. Ora, io ho pensato parecchio a cosa dire, a che presentazione fare riguardo il Piano del Verde. Io la trovo un'idea affascinante, ma la trovo una grandissima opportunità. E lo dico perché è una di quelle scelte che Lignano potrebbe fare, come ha fatto nel passato, quelle di cui vi ho appena illustrato, una scelta che potrebbe completamente cambiare l'aspetto di Lignano, ma soprattutto la visione di Lignano, perché noi adesso abbiamo una visione un po' distorta, e ne parlo anche per i miei concittadini, ma all'esterno Lignano è vista in maniera completamente diversa. Sapete bene che dopo il Covid è cambiata un po' la sensibilità e le abitudini dei turisti, e vanno alla ricerca di qualcosa di un po' più autentico, ma soprattutto di naturale. Non serve che ve lo spiego io, qualsiasi statistica di qualsiasi tour operator o agenzia vi dirà la stessa cosa, e questa cosa non si è ancora bloccata, nonostante siano passati 5 anni, ma è comunque continuamente in crescita, e lo vedo anche nelle attività che vengono fatte. L'unico errore che non bisogna fare però è fare un piano che sia un piano e finita lì. Deve essere una soluzione organica. Cosa significa? Tutti devono collaborare a questo progetto, cittadinanza compresa, ma anche le istituzioni in senso ampio. Deve essere fatto un lavoro certosino, perché noi possiamo anche creare delle strutture urbanistiche adeguate, ma se non c'è il supporto della cittadinanza e non c'è la capacità soprattutto di far conoscere e capire al turista, agli ospiti che arrivano, è un lavoro fatto fondamentalmente a metà. Vi faccio un esempio perché magari l'ho fatta un po' troppo complicata. Collaboro anche con l'Oasi di Bibbione, che ha aperto un filone nuovo per quella città. È sempre stata una città che comunque si è difesa bene sullo sport e sulla natura. Ha un turismo leggermente diverso rispetto a quello di Lignano, pur essendo una località di mare. Ma loro hanno creato adesso un polmone verde di respiro completamente nuovo e davvero enorme, con delle potenzialità incredibili. Una cosa che Lignano avrebbe qui a 2 passi volendo, e potrebbe portarla a casa, secondo me, senza grossi problemi. Vi spiego cosa succede molto spesso. Faccio diverse guide sia in canoa che a piedi, e quando le persone arrivano a un certo punto di questi grandi laghi, perché c'è una grande parte acquatica anche all'interno, ma soprattutto va in una sorta di belvedere sopra una struttura, tutti quanti, senza che io li stimoli in alcun modo, dicono la stessa frase: non sembra neanche di essere a Bibbione. Che può andare bene, è un concetto interessante, ma in realtà dovrebbe essere un concetto che nel corso del tempo si deve evolvere, perché l'Oasi è aperta da 1 anno, quindi è completamente nuova, ma l'idea che dovrebbe saltare nella testa di tutti gli ospiti e chi viene a Bibbione è che in realtà non è che non siamo a Bibbione, quella è Bibbione. Bibbione fa parte di un polmone enorme ed è tutto interconnesso e verde. Prima abbiamo visto delle bellissime mappe, tra l'altro voglio farvi i complimenti perché avete fatto un lavoro pazzesco secondo me, l'ho letto tutto e ho avuto anche piacere a leggerlo, c'erano tante foto, tanti disegni, quindi l'ho capito abbastanza bene grazie a quello. Quello che mi ha colpito in particolar modo era proprio la connessione, soprattutto anche l'idea del canale Lovato che voi avete visto come corridoio ecologico, ma non solo, l'avete inserito anche all'interno di un futuro probabile contesto turistico. Ed è una cosa bellissima e secondo me è vincente già sulla carta. Vi faccio anche
provare un'esperienza diversa. Io adesso vedo che ci sono parecchi lignanesi qui, ma non so quanti di loro hanno la voglia la sera di prendere la bicicletta e spostarsi da Sabbiadoro e Pineta. Stasera siete in tanti, magari qualcuno di voi qui è in bici e può provare l'esperimento. Provate a fare il passaggio attraverso la pineta Bella Italia Jetour. Quando voi andrete in bicicletta da Sabbiadoro a Pineta, scoprirete una cosa incredibile. La temperatura in quel punto lì si abbassa di almeno 4 gradi, parlando di punti di calore di prima. E è palese, non serve che ve lo spiego il motivo. Però di questa cosa, che per noi è banale, i turisti se ne accorgono e me ne parlano. E la stessa cosa me ne parlano e se ne accorgono quando facciamo la ciclabile sul lungomare. E tutti mi dicono, perché noi vivendo nello stesso paese e facendo magari anche gli stessi movimenti ripetuti più volte, diamo tutto per scontato. Però per fortuna ho sempre un input da esterno che mi fa capire in realtà quanto sia già ricca la nostra località e quali migliorie possiamo fare. E tutti quanti mi dicono, voi non sapete che fortuna avete ad avere una ciclabile coperta. Verissimo, ne ho fatte tantissime, devo farlo per lavoro, se no poi racconto solo bugie. L'unica che ho trovato simile è la Treviso Stiglia, che è tutta alberata. Tutte le altre sono un disastro, anche la stessa ciclovia Alpe Adria, io vi sfido a farla e io la devo fare per lavoro, ma in piena estate, anche ad agosto, 37 gradi, è davvero particolare e difficile da portare a termine. Noi abbiamo veramente un contesto incredibile che è già pronto e preparato per fare una scelta, un cambiamento di questo genere. Dobbiamo solo trovare il coraggio, secondo me, di fare delle scelte ancora un po' più estreme. Il piano del verde è molto bello, mi piace e secondo me è perfetto per una località turistica come Lignano che deve sempre avere la possibilità, il coraggio di cambiare e di rinnovarsi continuamente. Come diceva prima Giosuè, e io abbraccio la sua idea perché so cosa c'è all'interno, varrebbe la pena di fare un punto centrale o comunque un punto molto importante, la zona di Riviera Nord. Se volete sapere perché, non ve li dico, perché il mio pannello è già rosso, quindi il mio tempo in questo palco è contato, però domani abbiamo una visita guidata e non so se vi siete già iscritti, ma c'è la possibilità di vedere cosa c'è all'interno. Abbiamo ripulito tutto, le immondizie, tutto, perfetto. Quindi è bello pulito, pronto per aspettare voi. Sto scherzando ovviamente, è tutto pulito davvero, ma soprattutto una ricchezza di biodiversità che veramente non avete idea. Vi ringrazio ancora per essere qui e vi saluto. Grazie a tutti della vostra presenza, grazie dell'invito da parte del Comune di Lignano. Come ha accennato Anna Costa, io ho collaborato come consulente nella redazione del piano del Verde, soprattutto affrontando il tema di cui mi occupo nella mia attività di ricerca e didattica, che è quello dei servizi ecosistemici del verde urbano. Io insegno una materia che si chiama selvicoltura urbana, che può sembrare un ossimoro perché la selvicoltura è una materia che si occupa di ecosistemi che rappresentano lo stadio evolutivo più evoluto, almeno alle nostre latitudini, degli ecosistemi terrestri, e la città è un non ecosistema per molti aspetti, o comunque un ecosistema molto degradato. Però a partire dagli anni 80-90 soprattutto, questa nuova scienza, se vogliamo, è proliferata e cresciuta soprattutto grazie anche alle innovazioni tecnologiche che hanno permesso di quantificare in modo anche abbastanza preciso quali sono gli effettivi benefici che la presenza degli alberi nelle aree urbanizzate possono portare. E questo è stato fatto attraverso lo sviluppo di modelli che ci permettono per esempio di quantificare quelli che all'inizio venivano considerati i benefici o servizi ecosistemici principali. Ovviamente lo stoccaggio del carbonio, visto il tema molto attuale dei cambiamenti climatici, ma vedremo come in realtà il ruolo delle foreste urbane in questo aspetto, per quanto molto studiato, non sia poi così significativo, perché un bosco urbano anche molto denso, adesso non parlo della pineta ma comunque un bosco che abbia una copertura del 30, 20, 30%, in città in genere riesce a stoccare
dai 10 alle 20 tonnellate di carbonio all'ettaro, contro le 200, 250, 300 di un bosco naturale, che ovviamente stocca carbonio anche nel suolo e che quindi ha una potenzialità di stoccaggio molto superiore. Ma il verde delle città ha tutta un'altra serie di servizi ecosistemici molto importanti, che vanno dall'intercettazione delle polveri sottili alla riduzione dei deflussi superficiali in caso di eventi meteorici consistenti e poi tutta una serie di servizi ecosistemici che sono stati studiati più recentemente e che sono un po' più difficili evidentemente da modellizzare, che sono quelli che riguardano gli effetti sulla salute e il benessere dei cittadini, che possono essere legati ai miglioramenti sull'ambiente della città, quindi alla riduzione dell'isola di calore attraverso l'ombreggiamento e l'evapotranspirazione o alla riduzione appunto delle polveri sottili, ma molto spesso sono legati anche ad altri aspetti, al fatto che per esempio gli ambienti verdi in città sono ambienti ristorativi, e c'è una abbondantissima letteratura scientifica a questo proposito che ci dimostra come il tempo trascorso in un ambiente verde, in una pineta, ma anche in un parco urbano, ha un effetto importantissimo sul benessere psicologico, e così come anche sulla salute fisica, perché la presenza di verde in città è provato che è uno stimolo a condurre una vita più attiva e ad avere quindi meno problemi legati alla sedentarietà. Nel lavoro che abbiamo fatto noi ci siamo occupati prevalentemente di due aspetti. Uno, lo studio della copertura. Nella letteratura scientifica e tecnica della selvicoltura urbana a livello internazionale da qualche tempo è stata inserita una sorta di regola che dovrebbe essere una regola per le città sostenibili, che può apparire estremamente semplicistica, ma che in realtà è basata su una revisione dell'abbondante letteratura scientifica che riguarda questi temi, e che è la regola del 3-30-300, molto facile da ricordare, e che vuol dire che ogni cittadino in una città sostenibile dovrebbe poter vedere almeno 3 alberi dalla propria finestra, avere una copertura arborea, quindi la proiezione delle chiome, che è pari al 30% della superficie, e avere un'area verde a meno di 300 metri da dove abita. La copertura è quindi uno dei parametri e degli indicatori che noi tendiamo spesso a utilizzare nello studio del verde urbano. E per quanto riguarda questo, per 2 motivi. Il primo, l'ho già detto, è un elemento che viene considerato come direttamente collegato ai servizi ecosistemici, anche perché i servizi ecosistemici sono in gran parte legati alla biomassa fogliare, e di cui la copertura arborea è un buon indicatore, ma è anche un indicatore importante perché lo possiamo misurare o stimare abbastanza facilmente anche attraverso tecniche di remote sensing più o meno sofisticate. Oggi per esempio, data la grande disponibilità di immagini satellitari, abbiamo la possibilità, anche multispettrali, abbiamo la possibilità di ricavarci la copertura arborea in modo abbastanza semplice. Anche Google per esempio ci offre addirittura nel suo sito la possibilità per le città principali, in Italia ce ne sono comunque già una trentina, il dato di copertura arborea già estratto dalle loro ortofoto. Lignano ha una copertura arborea da questo punto di vista molto rilevante, nel senso che il comune ha una copertura arborea superiore al 30%, quindi è uno dei pochi, se non dei pochissimi comuni del Triveneto che raggiunge questo limite. Noi abbiamo fatto uno studio per i comuni sopra i 15.000 abitanti del Veneto, quindi non del Friuli ma solo del Veneto, e nella pianura veneta e lungo il litorale veneto la media è del 10%.
Ecco, Lignano ha il 30, ovviamente anche grazie appunto alla presenza delle pinete. Quindi abbiamo fatto un'analisi della copertura e la copertura è un indicatore molto utile perché noi possiamo nel tempo vedere come questa varia e in modo abbastanza semplice, e possiamo quindi vedere anche quali sono gli effetti degli strumenti che il piano del verde mette in campo sulla evoluzione di questa copertura. L'altro tema che abbiamo affrontato appunto invece è quello della modellizzazione di alcuni altri servizi ecosistemici, il sequestro del carbonio, l'intercettazione degli inquinanti, il rallentamento dei deflussi superficiali. E questo lo abbiamo fatto utilizzando un strumento che si chiama i3, e che è appunto un modello in cui, inserendo i dati dendrometrici degli alberi, i dati climatici e i dati dell'inquinamento, il modello ci stima appunto quanto le piante del popolamento che prendiamo in esame possono influire, interferire con queste problematiche. L'ultimo tema che volevo accennare è che però avere un buon livello di copertura e avere anche dei buoni risultati in termini di servizi ecosistemici non è sufficiente, nel senso che non ci possiamo accontentare, ma è estremamente importante mantenere questa copertura e se possibile anche crearne di nuova. Nello studio che abbiamo fatto sull'isola di Calore, che in realtà è stato uno studio basato soprattutto su un'analisi di immagini satellitari che ci mostravano le temperature superficiali, è risultato, come ci aspettavamo evidentemente, che le zone edificate hanno temperature superficiali di 10-15 gradi superiori a quelli delle zone verdi, e questo si riflette poi evidentemente anche sulla temperatura dell'aria, soprattutto in giornate in cui non vi sono molti rimescolamenti, quindi non c'è molto vento. E questo fatto, che ha messo in evidenza come le aree che hanno più bisogno di ridurre le temperature sono quelle maggiormente edificate, ci pone il problema di piantare più alberi nelle aree più urbanizzate. E l'Annacosta ci ha fatto vedere, anche in una delle diapositive, come l'idea dei corridoi stradali che collegano la laguna al mare sia fatta anche proprio per questo motivo, abbia tra le sue funzioni anche questa. Il problema qui è come far convivere gli alberi con le strutture, con le strade, ed è per questo che oltre al piano sarà probabilmente poi molto utile anche proseguire il lavoro in un regolamento del verde che dia anche delle indicazioni di carattere tecnico e pratico su come eseguire poi le nuove piantagioni, sia nella preparazione dei siti di impianto. Un albero di prima grandezza avrebbe bisogno di oltre 50 metri cubi di suolo esplorabile per poter crescere adeguatamente, considerato che in genere in un'alberata stradale il terreno esplorabile è soltanto il primo metro, se va bene, dovrebbe avere un'aiuola di 5 metri per 10. Chiaramente questo non è possibile, ma esistono delle soluzioni agronomiche e tecniche, con l'uso di suoli strutturali, per esempio, suoli in grado di sostenere le pavimentazioni e grossi carichi e allo stesso tempo di non deformarsi e di lasciare un'adeguata macro e microporosità per lo sviluppo delle radici. Le soluzioni tecniche ci sono. Altro aspetto estremamente importante sarà la scelta delle specie. Noi usiamo il verde per mitigare i cambiamenti climatici, ma il nostro verde sarà soggetto agli effetti di questi cambiamenti, e la vegetazione che noi abbiamo adesso probabilmente non è quella che andrà bene nel futuro. E lo stiamo già vedendo, non tanto perché ci siano molte specie che deperiscono, ma in questo momento soprattutto per la pullulazione di insetti e di patogeni che una volta non erano così presenti e che stanno facendo grandissimi danni. Lo vediamo nei boschi naturali, pensate agli effetti del bostrico adesso sui boschi colpiti da vaia, ma lo vediamo anche nel verde urbano.
A Roma la coccinella tartaruga attacca il pino domestico e sta facendo dei grandissimi danni, e sono stati adesso trovati dei casi anche in Veneto, quindi ci dovremo preoccupare anche di questo. La strategia in questo caso dovrebbe essere quella di cercare di diversificare il più possibile le specie, non tanto nelle pinete che hanno un loro valore intrinseco, ma perlomeno nel resto del verde urbano, dove il Comune di Lignano ha un po' il limite di avere, anche per motivi paesaggistici ovviamente, una percentuale un pochino troppo elevata delle stesse specie, il pino domestico in particolare.